Scrivo questa lettera ancora incredula. È tutto così surreale, papà, che tu non ci sei più. Il tuo grido non è stato ascoltato. L'omertà è meglio della sincerità. È più comoda, più facile. Ulderico Esposito vive e vivrà sempre a testa alta. Ti amiamo immensamente, cuore nostro. Sei bellissimo. Vola alto, papà. Le tue bimbe. Sono state lette delle cose importanti da parte dei familiari, anche rispetto a quello che è il ruolo delle istituzioni. Abbiamo il dovere di far sì che tutto questo non sia stato vano. C'è un problema oggettivo di sicurezza che va preso assolutamente in considerazione. Ora sono qui da sola perché Gesù ha preferito che il tuo posto non fosse più qui sulla terra, ma nel suo regno. Ora sì che starai meravigliosamente bene. Almeno là si respira verità, né ingiustizia, né cattiveria e né omertà. Mi hai fatto subito innamorare ed hai rubato il mio cuore. Me lo faceva innamorare sempre più vita mia. Sei stato uno strumento di pace, perdono e unione. Ricorderò sempre quei tuoi meravigliosi occhi e di come mi guardavi innamorato. Ora ti proteggo io, ti farò giustizia e ci metterò tutte le mie forze perché il tuo grido ed il mio non resti più soffocato come volevano che fosse. Scrivo questa lettera ancora incredula. È tutto così surreale, papà, che tu non ci sei più. Ma sappiamo, papà, che tu sei in paradiso con Gesù e i suoi angeli, perché lui vuole sempre migliori consigli. Eri troppo giusto e questo non importava, perché Ulderico Esposito è papà mio, né tuo e né tuo. Il tuo grido non è stato ascoltato. L'omertà è meglio della sincerità. È più comoda, più facile. Ulderico Esposito vive e vivrà sempre a testa alta. Ti amiamo immensamente, cuore nostro. Sei bellissimo. Vola alto, papà. Le tue bimbe. Incredibile che comunque a distanza anche di tempo c'è stata grande partecipazione anche tra l'altro in un altro comune, perché qui siamo a Calvizzano. Tantissimo dolore, tantissima rabbia che non è sfumata a distanza di qualche giorno. Sono state lette delle cose importanti da parte dei familiari anche rispetto a quello che è il ruolo delle istituzioni. Tutti quanti noi, a partire dai sindaci che sono in prima linea fino allo Stato, abbiamo il dovere di far sì che tutto questo non sia stato vano. C'è un problema oggettivo di sicurezza che va preso assolutamente in considerazione.